storia di un uomo che tutto sommato è stato fortunato, perché sognava di diventare bravo in un gioco che poi è diventato un lavoro. Però sinceramente molte cose di questo tipo, di questo genere, sacrificherei volentieri per correggere un po' la mia infanzia. Se questa storia fosse una favola, comincerebbe così. C'era una volta un cavaliere senza macchia e senza paura. Sì, perché Luigi Riva da Leggiuno somiglia a uno di quei cavalieri antichi, dallo sguardo nobile e l'animo colmo di coraggio. Anche il soprannome con cui è passato alla storia sembra quello di un valoroso guerriero. Rombo di Tuono. In campo era temuto da tutti, per la potenza del suo tiro, il vigore del suo corpo. Un uomo delle valli del nord, che dopo aver perso entrambi i genitori, ha trovato la sua terra lontano da dove era cresciuto. Su un'isola selvaggia, dura e solitaria, proprio come il suo carattere, la Sardegna. Un uomo che ha amato una piccola squadra, rifiutando le sirene dei grandi club. Una scelta che oggi sembra impossibile. Forse perché tutto si può comprare, tutto ha un prezzo, tranne Gigi Riva. Un giorno ho detto basta, tutti hanno detto vedrai che torna, invece stanno aspettando ancora adesso. Dalla provincia di Varese praticamente non ero quasi mai uscito. Mi sono trovato il trasferimento a Cagliari, in un primo momento pensavo a uno scherzo, a un qualcosa. Si parlava di trasferimento, ma parlavano di Torino, parlavano di Varese, parlavano di Milano. Ma a Cagliari ho preso quasi paura. Smagrito e spaesato, un ragazzo non ancora ventenne approda in Sardegna nell'estate del 63. È un giovane calciatore, ma sembra un naufrago su un'isola deserta. In quegli anni la Sardegna non è ancora la meta più ambita dai miliardari. Al posto di ville yacht ci sono pascoli per le pecore e barche di pescatori. E poi quell'isola sembra lontana, lontana come l'Africa. Ricordo di aver detto a mia sorella che mi aveva accompagnato e al mio allenatore da una finestra dell'albergo, era sera, era notte, si vedevano delle luci nel golfo e ho detto al mio allenatore che mi ha dato un calcio nel sedere, ho detto quella deve essere l'Africa, gli ho detto. No, mi ha dato un calcio nel sedere, mi ha detto non dirlo a nessuno, se no. Solo una cosa è la stessa a Cagliari come a Leggiuno. Il pallone. Tondo e perfetto. La prima cosa con cui socializzare. Ed è il pallone che lentamente costruirà un legame tra Riva e l'isola. Quello che pensavo io la prima volta che sono andato a Cagliari è che sicuramente non rimanevo lì. Quando sono andato a vedere il campo non c'era un filo d'erba, era un deserto, però il calcio, la passione, la voglia, i tuoi compagni. E allora Allora Riva decide di restare. Apre la sua valigia, tira fuori le sue cose, i suoi gol. E con quelli il Cagliari inizia a vincere. abbiamo vinto il campionato di B e allora poi è arrivato il fascino della Serie A e allora cominciava a interessarmi un po' di più la cosa. Ora la Sardegna non è più quella terra lontana che fa paura. È l'isola che l'ha portato in Serie A, nonostante Gigi sia ancora un ragazzo timido e ingenuo. Nella prima partita in casa contro la Sampdoria, un tiro dal limite dell'area. Tanto che si è messo a festeggiare talmente tanto che loro dopo 30 secondi hanno pareggiato.
Il giovane Riva è fatto di puro istinto. Per lui è facile segnare, come se vedesse la porta più grande degli altri. Ecco perché il suo allenatore Silvestri decide di cambiargli ruolo. Da ala sinistra a centrattacco. Riva accetta la sfida e inizia ad allenarsi senza un attimo di tregua. Io andavo a campo mezz'ora prima degli altri e finivo mezz'ora dopo gli altri. L'unica cosa che mi piaceva era calciare. Quando gli altri rientravano negli spogliatoi, mi fermava, fermati, mettiti in porta, e cominciava di nuovo finché era buio. Gigi, non ci vedo più, non importa, io calcio lo stesso. A Pianta gli piaceva, quindi faceva la vittima, ma gli piaceva anche lui. Io non ero neanche abituato a queste cose, dicevo, ma mamma mia, questo qui mi uccide. Tiro dopo tiro, giorno dopo giorno, inizia a prendere forma quella che diventerà la più devastante macchina da gol che il calcio italiano abbia mai conosciuto. L'avversario arrivava dal limite dell'area e ti lasciava partire delle cannonate che per il portiere non c'era niente da fare. C'aveva una bomba, era un cannoncino, quando tirava sembrava come se partisse con una colubrina, no? Per strisce questa palla. La sua gamba sinistra si flette all'indietro e poi si distende sprigionando una potenza misteriosa. Il suo tiro può raggiungere i 120 km/h, il terrore di tutti i portieri. Fischiava questo pallone talmente forte con questo sinistro. Ne ho visti pochi io, Grazie al suo tiro strabiliante, Riva inizia a segnare un gol dopo l'altro. 20 nei primi 2 anni di Serie A. 18 solo nella stagione 66-67. Gol che gli valgono il titolo di capocannoniere. Che vuol dire per lei il gol? Il gol è quello che fa passare la settimana bene dopo, è quello che non so, che carica, che dà morale. È una cosa molto importante per l'uomo di punta. La squadra contava su di me e allora era bello per me, ma soprattutto era bello anche per i miei compagni quando ti venivano ad abbracciare, a dirti bravo. Sono belle cose che vivi. Il gol. Sempre e solo il gol nella testa. Prima un'ossessione, poi una liberazione e poi ancora un'emozione che ti fa andare avanti. Basta vederlo esultare, Gigi Riva. Quando Riva faceva gol, teneva i pugni schiacciati verso la terra, con le braccia tesissime verso la terra. Perché lui il gol non lo dedicava a nessuno, lui il gol lo dedicava a se stesso e basta. Voleva dire per me che ti stai realizzando nella vita nonostante tutto, ecco, insomma, nonostante i problemi che ho dovuto superare. La rabbia e un'infanzia difficile si sono sublimate nell'incanto del gol. Luigi Riva da Leggiuno, il timido ragazzino venuto dalle valli del nord, è ora l'alfiere di una piccola squadra di provincia, in grado di lottare con le grandi potenze calcistiche di Milano e Torino. E nella Sardegna Riva ritrova quello che aveva perduto. Si è creato dentro di me un punto d'appoggio importante. C'era il pescatore che, perché hai fatto gol, ti portava a casa sua, ti faceva mangiare con i suoi figli, ti trattava come un parente. E lì pian pianino mi sono accorto che mi stavo appoggiando di nuovo a una regione, una città che mi stava dando una seconda famiglia praticamente.
È un bel ragazzo, ma interessa le signorine, per noi non interessa. Le donne sposate. A te non interessa. Ma è un bel ragazzo. Un bel ragazzo, abbastanza direi. È il migliore che esista al mondo. Non lo sostituisce nessuno, ma proprio nessuno. Il migliore con la ordine al mondo. Di tutti i tempi, giusto? Di tutti i tempi. Per i sardi, Gigi Riva è l'idolo incontrastato, un santino da portare sempre con sé. Ma ben presto, quell'eroe silenzioso, bello come un dio greco, dovrà essere condiviso con tutti gli italiani. Riva, infatti, si è conquistato un posto da titolare anche in nazionale. La maglia azzurra è una cosa che si attacca alla pelle. Quando un atleta partecipa alle Olimpiadi, a manifestazioni di questo genere, si mette una maglia che non si stacca più dalla pelle, perché ti resta per tutta la vita. Vi parlo dal Policlinico Italia e siamo in compagnia dello sfortunato centravanti della nostra squadra nazionale, di Riva, che si è infortunato oggi durante Italia-Portogallo. È stata una palla datami da Mazzola, ho calciato al volo, il portiere mi è uscito incontro, purtroppo ha incrociato la mia gamba. L'esordio da titolare in nazionale, Gigi Riva lo finisce disteso su una barella, che lo porta lontano dai suoi sogni di gol azzurri. Calciando, l'osso del ginocchio è sbattuto contro la parte bassa del perone e si è fratturato, e anche lì sono uscito, ma non è stato niente di grave. La frattura in realtà gli costa 3 mesi lontano dal campo e mette a rischio la sua partecipazione all'evento calcistico più importante del 68, il campionato europeo. Agli europei Valcareggi mi ha convocato lo stesso, sapendo che io non potevo giocare né la prima né la seconda partita, o forse la seconda partita. La fase finale dell'Europeo si gioca in Italia. 4 squadre si contendono il titolo: Italia, Inghilterra, Jugoslavia e Unione Sovietica. Nella semifinale l'Italia affronta la squadra sovietica e passa il turno solo grazie all'aiuto della dea bendata. Infatti, dopo aver resistito sullo 0-0 fino ai tempi supplementari, è il sorteggio con una monetina a dare la vittoria all'Italia. Facchetti poi quando uscì abbiamo capito che la faccia che aveva scelto era quella giusta. 3 giorni dopo, Stadio Olimpico di Roma. È l'ora della finale. Riva si siede di nuovo in panchina. Presto verrà il suo momento, ma non ora. L'avversario da battere è la Jugoslavia di Dragan Zajic. Gli slavi erano considerati i brasiliani d'Europa. La Jugoslavia si conferma una squadra temibile e Zajic un'ala sinistra diabolica. È lui a punire subito la difesa azzurra. Zajic, grande giocatore. L'Italia non è in grado di reagire e continua a subire gli attacchi degli avversari. Ma al 79esimo gli azzurri conquistano una punizione dal limite. Se Riva fosse in campo toccherebbe a lui e al suo sinistro. Ma Riva non c'è e allora, senza troppa convinzione, ci prova Domenghini. In quel momento, quando c'era Guarneri che mi si è avvicinato, dai, tira che fai gol. Boh, non lo so. Quando nessuno più se l'aspetta, l'Italia è salva. La partita finisce 1-1 e, come da regolamento, verrà ripetuta 2 giorni dopo. La mattina della partita Valcareggi mi disse: oggi non possiamo sbagliare. E chi non vuole sbagliare
Ha bisogno di Gigi Riva in campo. Ora l'ha capito anche Valcareggi, che decide di lanciarlo nella formazione titolare. Valcareggi mi ha chiesto se me la sentivo, gli ho detto io provo e vado in campo fino a che ce la faccio. Mazzola, Macciola, Riva. Riva non sembra affatto impensierito dai suoi problemi fisici. Il suo unico pensiero resta solo e sempre il gol. Domenghini ancora. Tiro di Domenghini, Riva, rete. Rete di Riva. Italia 1, Jugoslavia 0. Roma come quella sera non l'avevo mai vista io. Anche lì, anche perché era dal 38 che non vincevamo niente. Anastasi. Rete splendida, rete di Anastasi. Rete di Anastasi. Ora l'Olimpico è pronto ad accendersi in una gioia incontenibile. Una gioia trattenuta per 30 anni. 30 anni senza successi della nazionale azzurra. Era proprio lo stadio della semplicità, della festa. E ricordo che tutti avevano il giornalino che hanno arrotolato e che poi hanno acceso e c'era questa fiaccolata di 70.000 persone o roba del genere, una cosa bella, splendida. Fantastico. Una gioia immensa per Riva, che dopo il trionfo a Roma è pronto a tornare nella sua Sardegna, in quel Cagliari che si sta facendo bello per stupire l'Italia intera.